Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici dell'oroscopo, un buon inizio settimana ancora qui con noi in compagnia delle stelle di Radio.0. Ripartiamo subito anche in questo 14 marzo con le ultime novità. Diamo il via ai nostri 12 segni. Ariete, la luna in Leone vi consente di iniziare la settimana lavorativa con il passo giusto. Con i sestili di Venere e Marte poi sarà quasi un gioco da ragazzi. Se i vostri e gli altrui obiettivi non coincidono, andate avanti da soli, senza l'aiuto di amici e amori. Toro, un vorticoso minuetto con la luna in Leone che attenta alle vostre tranquillità. Occhio alla tentazione dello shopping, le riserve infatti piangono. Non fatevi abbagliare da traguardi improbabili, soprattutto quando avete qualcosa di concreto a portata di mano. Gemelli, giornata d'inizio settimana da attraversare con grinta e ottimismo, fonte di ricarica alle persone care che vi tendono una mano per uscire dalla palude della quotidianità. Ammorbidite i toni durante una discussione in famiglia, alzare il volume, ricordate, non garantisce infatti che sarete ascoltati. Cancro, buono il livello di energia e di efficienza, ma i sentimenti sono un po' latitanti, avete poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà. Svolte lavorative all'orizzonte invece, ma non premete sull'acceleratore, state in campana pure nelle amicizie. Leone, qualche fibrillazione nella coppia sarà probabile, soprattutto se permetterete a familiari e parenti di intromettersi nella vostra vita affettiva, meglio non lasciarli fare. Economia nell'occhio del ciclone per voi amici del Leone, tassativamente vietato darsi alle spese folli, godetevi le piccole cose. Vergine, l'amore si prende beatamente una pausa, le chance di incontri appetibili, sono un po' scarse, le storie fugaci non sono escluse, ma non andrete oltre il flirt. Decisioni per il futuro da prendere per voi, forse un po' rischiose, non andranno prese a cuor leggero, ma non esagerate neppure nella riflessione. Bilancia, con il favore della luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili, veramente. Riscuotete con gratitudine, ammirazione e rispetto. Fate leva poi sulla vostra capacità di persuasione per risolvere presto una penosa e forse datata diatriba. Scorpione, lunedì dall'umore altalenante, ma evitate gli atteggiamenti di chiusura. Ora più che mai avete bisogno dell'appoggio, della stima e del conforto degli altri. Se avete appena catturato un cuore nuovo, ne vivrete gioie e tormenti, mentre acquista spessore e stabilità. Sagittario, protagonista anche per voi la luna nel Leone, calore, dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi, affari e viaggi siete in una botte di ferro. Un viaggio di piacere vi porterà sorprese, forse non incontrerete l'anima gemella, ma vi divertirete un mondo. Capricorno, mantenetevi mentalmente flessibili invece di rigidirvi sulle vostre idee. La fantasia non è nemica della logica, ricordatelo, bensì il suo completamento. Innanzitutto chiaritevi le idee e quindi sforzatevi poi di raggiungere una maggiore comprensibilità anche nell'esporle. Acquario, con il partner non intestarditevi su questioni di poco conto, come fate di solito alla fin fine, cercate piuttosto di badare alla sostanza e al sentimento profondo che vi unisce. Dovrete affrontare faccende delicate, ma se non vi darete subito per vinti troverete sicuramente soluzioni efficaci. E chiudiamo con i pesci, tante le questioni su cui riflettere con calma e ponderazione, mettendo da parte intenzioni di rivalsa, reazioni emotive e scatti di nervi che non vi aiutano di certo. Dal confronto-scontro con un familiare, se vi disponete all'ascolto, possono emergere intuizioni preziose, provare per credere. Ed è tutto quindi anche per questo inizio settimana in compagnia delle nostre stelle. Ci ritroviamo domani ancora per tutte le novità. Una buona giornata a tutti, buon inizio settimana e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0